Chissà in 25 anni quante storie, quanti ascolti, quanti incontri con le persone, che ricchezza si ha dopo questo tempo. Ma sicuramente il, il percorso appunto segnato proprio dalle amicizie, io penso tante volte a come sarebbe stato diverso se quell'anno lì a diventare preti invece che essere in cinque fossi stato da solo. Ecco, nel senso che proprio il volto direi del mio essere prete almeno oggi lo rileggo e mi pare sempre di più definito dalle relazioni, quindi dagli incontri, dalle persone che hanno accompagnato, con tutte le bellezze e le fatiche chiaramente di tutti i percorsi condivisi con le varie comunità, con le varie persone, gli altri preti che mi hanno accompagnato. 25 anni sono una tappa, quali sono però i punti fermi che rimangono nel cammino che verrà? I punti fermi sono la storia che si è vissuto. I punti fermi sono alcuni cammini fatti insieme, l'amicizia è un punto fermo, il rapporto col Signore è un punto che mi ha accompagnato da sempre e che credo che poi sia la roccia, ecco. Nonostante le fatiche, nonostante le prove che la fede e il cammino di fede ti mette dinanzi, le domande che ti porti dietro e a volte anche, come dire, le esperienze dolorose, no? Però credo che i punti fermi siano quelle cose che si sono chiarificate dentro all'esperienza umana, no? Cioè le cose che contano.